Sono proprio molto affranta e tra l'altro è successo qui a Montebelluna. Spero che questa povera persona, questo povero operaio ce la faccia. Per noi è un rinnovare ogni volta. E l'ennesimo drammatico infortunio sul lavoro è accaduto proprio a Montebelluna, poco lontano dalla casa della famiglia Battistetti, che 3 anni fa ha perso il figlio 23enne Mattia, e dal cantiere di via Magellano, dove si consumò quella tragedia. A rimanere gravemente ferito stavolta un impresario 42enne di Vedelago, intento a dei lavori di manutenzione sul tetto del capannone della termoidraulica Robazza e Quaggiotto di via Sant'Andrea. La copertura ha ceduto e l'uomo è precipitato da un'altezza di 6 metri, riportando tra le varie lesioni un serio trauma cranico. Immediati soccorsi, il 42enne è stato intubato sul posto e trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, carabinieri e ispettori dello Spisal. La sola vista dei soccorritori, dice Monica Battistetti, è un dramma rinnovato. Scendere la strada, vedere le macchine dello Spisal è sempre una cosa che ti prende il cuore, ecco. Faccio proprio un grande augurio di cuore a questa persona che si è fatto male e spero che anche chi è di competenza si metta la mano sulla coscienza, perché non possiamo andare avanti in questo modo, non possiamo andare avanti che ogni giorno più di qualcuno lasci la sua vita nel posto di lavoro. Di estate drammaticamente costellata di episodi parla la UIL regionale per voce del segretario Roberto Toigo, che annuncia da parte del sindacato una grande iniziativa di sensibilizzazione sulle morti sul lavoro che si svolgerà a metà settembre a Venezia. Occorre risvegliare le coscienze e affrontare tutti assieme questo stillicidio di vittime, conclude Toigo. 1041 in Italia, 101 in Veneto solo nel 2023.